Il profumo inconfondibile di ragù che invadeva le scale del condominio era il vero rito del giorno di festa. Tornare dalla messa significava sedersi a tavola per il pasto più monumentale della settimana. Iscrivetevi al canale e riscopriamo i grandi classici della domenica italiana. Lasagne al forno. Strati infiniti di sfoglia ruvida che nascondono un cuore bollente di besciamella e carne. Le lasagne al forno sono il pilastro portante della convivialità domenicale italiana. Preparare questa teglia richiedeva un'organizzazione militare che iniziava già dal sabato pomeriggio. Le madri impastavano farina e uova fresche, tirando col matterello una sfoglia sottilissima che poi veniva sbollentata brevemente. Il ragù doveva essere denso, scuro, cotto per ore a fuoco bassissimo, finché non diventava un concentrato purissimo di sapore. L'assemblaggio era pura ingegneria gastronomica. Sul fondo della pirofila si stendeva un velo di besciamella fluida, poi la pasta, il sugo di carne, il parmigiano grattugiato e di nuovo besciamella, ripetendo l'operazione fino all'orlo. La cottura in forno trasformava questi elementi separati in un blocco unico e coeso. Il momento del taglio era sempre accompagnato da un silenzio religioso. Tutti aspettavano di vedere se la fetta sarebbe rimasta compatta o si sarebbe adagiata mollemente sul piatto. La parte superiore, esposta al calore diretto, formava una crosta bruciacchiata e croccantissima che i bambini si contendevano accanitamente. Questo non era un semplice primo piatto, ma un pasto completo, opulento e ricchissimo, capace di saziare anche gli appetiti più formidabili. Mangiata bollente, la lasagna costringeva i commensali a soffiare rumorosamente a ogni boccone, creando quell'atmosfera cacciarona e profondamente affettuosa che rendeva indimenticabili i nostri lunghi pranzi festivi. Rappresenta ancora oggi il calore insostituibile della famiglia riunita. Pollo arrosto con patate. Personalmente ricordo che l'attesa spasmodica davanti allo sportello del forno acceso era il vero momento clou della mia domenica mattina. Il pollo arrosto con patate non era una semplice pietanza, ma un premio settimanale. La sua preparazione casalinga sprigionava un aroma capace di annullare qualsiasi pensiero triste. Il volatile intero veniva massaggiato vigorosamente con sale, pepe e grasso, spesso burro o strutto, per garantire una pelle esterna incredibilmente croccante. All'interno si nascondeva un mazzetto odoroso di rosmarino, salvia e spicchi d'aglio vestiti. Il contorno era altrettanto cruciale. Le patate venivano tagliate a tocchi grossolani e disposte nella stessa teglia per assorbire i succhi della carne durante la lunghissima cottura. La magia avveniva lentamente. Il calore scioglieva il grasso sottocutaneo che colava sui tuberi rendendoli dorati e saporitissimi. Il taglio del pollo a tavola era un'operazione chirurgica eseguita rigorosamente dal capofamiglia, usando trinciapollo e mani nude. Il petto andava a chi preferiva consistenze asciutte, mentre le cosce succulente erano il trofeo più ambito. Inzuccare pezzetti di pane nel fondo di cottura oleoso rimasto sulla teglia era un obbligo morale che chiudeva il pasto in bellezza. Questo secondo classico, rustico e sincero, rappresentava la carne della festa per eccellenza, offrendo un sapore intenso e rassicurante che celebrava il meritato riposo settimanale di tutta la famiglia attorno allo stesso tavolo imbandito. Una tradizione semplice e perfetta, che non stancava letteralmente mai. Tortellini in brodo. Esiste un suono più confortante del cucchiaio d'argento che tintinna contro il fondo di un piatto fondo di ceramica. I tortellini in brodo, specialmente nei mesi invernali, trasformavano il rientro dalla chiesa in un caldo abbraccio rassicurante. Questo capolavoro emiliano esigeva dedizione assoluta. Il brodo di carne non ammetteva scorciatoie. Cappone ruspante, manzo, ossa ricche di midollo, sedano, carota e mezza cipolla, bruciacchiata sulla piastra, per dare quel colore dorato inconfondibile. Bolliva dolcemente fin dalle prime luci dell'alba, sgrassato pazientemente con la schiumarola. Ma il vero tesoro erano i piccoli anelli di pasta. La sfoglia,
tirata a mano sottilissima, racchiudeva un ripieno esplosivo di lombo di maiale, prosciutto crudo, mortadella, parmigiano stagionato e noce moscata. Chiuderli attorno al dito indice era un gesto tramandato di generazione in generazione, un rito collettivo che spesso coinvolgeva nonne e nipoti il sabato sera. Tuffati nel liquido bollente, i tortellini venivano a galla sprigionando un profumo inebriante di carne e formaggio. Aggiungere un'abbondante spolverata di parmigiano direttamente nel piatto fumante creava una crema densa e saporita. Mangiarli scaldava istantaneamente lo stomaco e l'anima, allontanando il freddo pungente delle domeniche di gennaio. Un piatto elegante, nutriente e prezioso, che comunicava un amore profondo e silenzioso, attraverso la pura e semplice fatica manuale, necessaria per portare in tavola questa straordinaria minestra festiva. Nessun prodotto industriale potrà mai replicare questa magia artigianale. Ragù napoletano. A Napoli il pranzo festivo non si cucina. Si officia come una liturgia antica che inizia nel cuore della notte. Il ragù napoletano è molto più di un sugo. È un monumento alla pazienza e all'attesa. Mentre la città dormiva, le madri mettevano sul fuoco una pentola di rame pesante. I protagonisti erano tagli di carne corposi e muscolosi, come la corazza di manzo e le tracchiulelle di maiale, rosolati lentamente in un fondo di cipolla abbondantissima e strutto. Poi arrivava la passata di pomodoro, rigorosamente fatta in casa ad agosto. Da quel momento il fuoco veniva abbassato al minimo storico. Il sugo non doveva bollire, ma pippiare, ovvero sbuffare flebilmente, producendo bolle rare e pigre. Questa cottura lentissima, che superava tranquillamente le 8 ore, scuriva il pomodoro, trasformandolo in una crema densa, lucida e scarlatta. Le fibre della carne si scioglievano, cedendo tutti i loro succhi al liquido rosso. Il risultato era un capolavoro assoluto, che risolveva 2 portate contemporaneamente. Il sugo avvolgeva formati di pasta corti e tenaci, come ziti spezzati a mano o maccheroni rigati, sporcando indelebilmente le tovaglie buone. I pezzi di carne, ormai tenerissimi e saporiti, venivano serviti come secondo piatto trionfale. Inzuppare l'ennesima fetta di pane in questa meraviglia densa e dolciastra rappresentava il gesto di chiusura definitivo della settimana. Un piacere primordiale che saziava completamente. Era l'essenza stessa della famiglia. Coniglio alla cacciatora. Un tegame di coccio che borbotta sul fuoco vivo e un profumo pungente di aceto e rosmarino che satura l'aria. Il coniglio alla cacciatora era la risposta contadina al desiderio di una carne saporita e rustica per il pasto della festa. Rispetto al pollo, questa carne bianca e magra offriva una consistenza più tenace e un gusto selvatico che richiedeva un trattamento aggressivo per esprimersi al meglio. La preparazione partiva dal taglio sapiente dell'animale a piccoli pezzi. Fondamentale era la rosolatura iniziale a fuoco altissimo in abbondante olio o strutto, uno shock termico necessario per sigillare le carni e creare una crosticina scura irresistibile. Si aggiungevano poi aglio in camicia, rami interi di rosmarino fresco e, in molte varianti regionali, olive nere e pomodorini. La sfumata con vino bianco secco o una generosa spruzzata di aceto di vino rosso serviva a sgrassare il fondo e conferire quella nota acidula e pungente che puliva meravigliosamente il palato. La cottura proseguiva a fiamma dolce, coperta, finché la carne non si staccava quasi dalle ossa, morbidissima e completamente intrisa degli aromi. Credo onestamente che questo mix di acidità e sapidità terrosa sia la massima espressione culinaria della nostra tradizione rurale. Mangiato spolpando pazientemente le piccole ossa con le mani, era un secondo piatto verace, povero negli ingredienti, ma immensamente ricco di sapore. Una vera e propria celebrazione rustica della nostra terra. Gnocchi di patate al ragù, mani infarinate che scivolano velocemente sul tavolo di legno, creando piccoli solchi rigati con i rebbi di una forchetta. Gli gnocchi di patate al ragù
rappresentano la sintesi perfetta dell'abbondanza domenicale. A differenza della pasta secca, portavano in tavola una morbidezza inaspettata e una preparazione corale. L'ingrediente principale erano patate vecchie, ricche di amido e povere d'acqua, lessate intere e schiacciate ancora calde. L'aggiunta di pochissima farina era il vero banco di prova della cuoca provetta. Un cucchiaio di troppo e sarebbero diventati duri come sassi, uno in meno, e si sarebbero sciolti in pentola. L'impasto veniva lavorato velocemente in lunghi cordoni, poi tagliati a tocchetti uniformi. Quell'incavo creato col pollice o con la forchetta non era decorativo, ma serviva a raccogliere la massima quantità possibile di condimento. Il ragù di carne tritata, denso e saporito, li avvolgeva in un abbraccio perfetto. Appena gli gnocchi salivano a galla nell'acqua bollente, venivano pescati con una schiumarola e tuffati direttamente nel sugo rosso. Nel piatto si presentavano come morbidi cuscini bollenti, ricoperti da una spolverata generosa di pecorino romano o parmigiano. La sensazione al morso era meravigliosa. La resistenza iniziale cedeva subito il passo a un cuore fondente e pastoso, che si scioglieva letteralmente sulla lingua. Un comfort food straordinario, saziante e rassicurante, che trasformava ingredienti poverissimi in un vero e proprio pranzo da re. Pasta al forno. L'anello di congiunzione tra un primo piatto e un monumento alla sovrabbondanza. La pasta al forno meridionale, spesso chiamata pasta incasciata, era la regina incontrastata delle domeniche vissute in grande stile. Non bastava cuocere la pasta e condirla. Bisognava costruire un'opera d'arte stratificata, ricchissima di sorprese nascoste. Il formato ideale erano i rigatoni o gli ziti spezzati, capaci di trattenere ogni grammo di sapore. Venivano cotti molto al dente, perché avrebbero subito una seconda, lunga cottura. Il condimento base era un sugo di pomodoro o un ragù arricchito con polpettine di carne fritte, minuscole e croccanti, ma l'interno della teglia custodiva veri e propri tesori, fette spesse di uova sode, cubetti di salame o mortadella e fiumi di caciocavallo o provola affumicata. Si mescolava tutto in enormi zuppiere prima di trasferire il composto nella pirofila di ceramica. La superficie veniva spolverata con pane grattugiato e pecorino, per garantire una crosta dorata, spessa e inavvicinabile. Il passaggio in forno scioglieva i formaggi filanti, unendo tutti gli ingredienti in un matrimonio indissolubile. Tirare su una porzione significava lottare contro fili di mozzarella infiniti e recuperare polpettine fuggitive dal fondo. Era il trionfo assoluto dell'esagerazione culinaria. Un pasto sfacciato, colorato e gioioso, che non conosceva mezze misure e incarnava alla perfezione lo spirito generoso e accogliente delle rumorose e affollatissime tavolate del nostro amato Sud. Vassoio. Di paste della domenica. Il pacchetto incartato nella carta dorata e legato col nastro arricciato svelava il suo tesoro solo a fine pasto. Il vassoio di paste fresche, comprato in pasticceria, era la chiusura obbligatoria, il momento in cui i bottoni dei pantaloni cedevano definitivamente. Non si tornava a casa, dopo la messa, senza passare dalla vetrina appannata del pasticcere di fiducia. L'assortimento era una tavolozza di colori e consistenze zuccherine. C'erano i bignè gonfi e leggerissimi, ricolmi di crema pasticcera densa o cioccolato lucido, pronti a esplodere al primo morso, i cannoncini di sfoglia friabile che spargevano briciole burrose su tutta la tovaglia. Rappresentavano la scelta dei puristi. I babà inzuppati nel rum brillavano sotto la luce del lampadario, offrendo una consistenza spugnosa e leggermente alcolica. E poi le crostatine di frutta lucidate con la gelatina, le diplomatiche squadrate piene di liquore rosso e le fiamme al cioccolato dal sapore intenso e amaro. Personalmente ritengo che la diplomazia familiare necessaria per spartirsi i gusti preferiti fosse il vero collante di queste intere domeniche passate insieme. Il rito imponeva di aprire il cartone al centro del tavolo sbarazzato, mentre le tazzine del caffè iniziavano a fumare.
Era il premio finale, un momento di pura golosità collettiva che sanciva la fine del giorno di riposo, chiudendo in estrema dolcezza le fatiche di un lungo e indimenticabile pranzo domenicale. Un bellissimo e dolcissimo ricordo indelebile per tutti noi. Dai tortellini in brodo alle paste fresche, la domenica italiana era una maratona di affetto ed eccellenze culinarie. Quale di questi piatti trionfava sempre sulla vostra tavola festiva? Scrivetelo nei commenti, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo viaggio gastronomico.